Allora, eccoci qua, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo, saperla utilizzare, saper porre anche le questioni per fare le programmazioni corrette, interpretare i dati in modo corretto, perché può essere anche autodistruttivo. No, non aspettiamoci però di... siamo agli inizi, ma rispetto a situazioni del passato, ricordiamoci che negli anni, all'inizio degli anni 2000, pensavamo chi si occupa di telefonia, in questo caso era il CEO di IBM, definì fallimentare l'idea di Apple di mettere sul mercato un telefonino senza tasti. Ci sono ancora i video che girano, non taroccati, ma video originali che riproducono la sua convinte risate nel dire che sarebbe stato un fallimento, anche non aveva avuto nessun successo. Poi abbiamo visto come è andata a finire, insomma. Nemmeno chi oggi opera nel settore molte volte ha una capacità di rendersi conto del processo in atto. Figuriamoci chi non è nel settore, insomma. Quello che stanno apprezzando i mercati oggi, valutando i mercati oggi, è che l'impatto è dirompente a tutti i livelli. Non è l'economia, diciamo, forse un impatto ancora più forte di quello che ebbe agli inizi del 2000 internet. Ci sarà più forte. Questa magnitudine non riusciamo ancora a valutarla. Quindi bisogna stare un po' sempre all'occhio. Che sia un rischio o un'opportunità non dipende dall'intelligenza artificiale in sé, dipende dall'implementazione del tipo di implementazione che sarà utilizzata dalle imprese, ma pensiamo anche all'effetto positivo che possono avere. In questo momento un buon piano di investimenti quanto dovrebbe rendere su base annua? Ma è una contraddizione in termini. Un buon piano di investimento buono o cattivo? Buono è quando non si perde, ma molte volte ricordiamoci sempre che negli anni dei tassi negativi ci chiedevamo perché i tedeschi riuscissero a vendere i loro Bund con rendimento negativo, quindi qualcosa in perdita come può essere buono? È buono in confronto a quello che succede intorno. Ovvio oggi abbiamo i mercati finanziari che riconoscono valori in maniera anche consistente. Abbiamo i titoli di Stato a 10 anni che hanno rendimenti intorno al 3%, e quindi partiamo da quel rendimento se vogliamo fare una valutazione così terra a terra di quanto può essere un rendimento accettabile. E prendiamo il rischio dei titoli di Stato come rischio benchmark, quindi di paragone. Io posso guadagnare molto di più se mi assumo molti più rischi, e posso guadagnare un po' meno se il mio orizzonte temporale non è quello dei 10 anni dei BTP, ma è più corto. Quindi è banale la cosa. Chi ha investito in azioni del mercato finanziario, quest'anno, l'anno scorso aveva guadagnato cifre folli. Chi sta investendo in azioni delle aziende tecnologiche stia guadagnando cifre veramente importanti, come mai ho visto guadagnare in tutta la mia vita. Addirittura? Sì, è il momento di maggiore performance. A 2 cifre? No, sì, assolutamente a 2 cifre. Gli ultimi 2 o 3 anni credo non abbiano riscontro. Ma allora a questo punto devono vendere? No, è che c'è poca gente. Chi investe in azioni oggi? Nessuno va a provare la guerra. No, infatti non è un momento... Delle follie di Trump. Bisogna avere tanta disponibilità e allora diversificare. Quindi chi si affaccia a questi mercati, barra tra virgolette opportunità, barra tra virgolette rischi, è solo una minoranza. Che ha tanta disponibilità, per cui qualora in fosse il tracollo, oppure l'effetto gregge si alimenta soltanto quando questi risultati sono talmente quando succederà che nelle prime pagine dopo Gerlasco ci sarà lo studente o la casalinga
che ha messo i suoi risparmi li ha visti raddoppiare. Allora, oppure con l'effetto Bitcoin. Dei Bitcoin dei non giornali, se ne parla ma non più, delle pagine del web. se ne parla. Ma di Bitcoin sono successe un po' tante cose per cui hanno un po' scoraggiato. Ha detto che investire da soli ci si assume la responsabilità. Questo vuol dire che invece il consulente finanziario se l'assume? No, il consulente finanziario non ci assume nessuna responsabilità. Però è un percorso da fare assieme. È un percorso da fare assieme. Nessuno garantirà mai dei risultati, però se uno vuole risultati garantiti deve accontentarsi tra virgolette, dei rendimenti. E poi non c'è nulla di garantito nei mercati finanziari. Ovviamente il breve termine, i 3 mesi, i 6 mesi, i 12 mesi possono portarti a dei risultati, tra virgolette, con poca volatilità, poche oscillazioni, tra virgolette predeterminati. Se hai un orizzonte temporale più lungo, il tuo portafoglio deve essere più completo, può inserire, tra virgolette, degli asset, quindi delle situazioni, dei prodotti, dei servizi dove c'è all'interno azioni dell'intelligenza artificiale, azioni delle materie prime, azioni delle banche, eccetera. Puoi avere un portafoglio più composito anche per aree geografiche, però l'orizzonte temporale deve essere leggermente più lungo. Anche in questo caso, nel lungo termine, abbiamo visto che i mercati finanziari, pur con le loro oscillazioni, gratificano di più, restituiscono valore. Danno di più. Questione delle materie prime, quanto va a condizionarci? Le materie prime sono condizionate sia da fattori geopolitici, ovviamente il petrolio, ma ricordiamoci che anche lì si muove con delle quotazioni. 3 anni fa o 4 anni fa, non sono passati 4-5 dal momento in cui il prezzo del petrolio era negativo. E le compagnie pagavano per smaltire, non riuscivano a far prezzo, le navi container non riuscivano a far prezzo, e quindi non si sapeva a che prezzo il petrolio doveva essere sbarcato. Adesso siamo a situazioni di prezzo elevate, legato ovviamente alla geopolitica. Gli Stati Uniti beneficiano di questo aspetto perché gli Stati Uniti hanno un saldo energetico comunque positivo, loro sono esportatori netti di energia. Però loro non hanno la possibilità di raffinare in modo... Ma loro hanno... No, su questo no. Cioè perché dicono che non sono autosufficienti, così sentivo No, direi di no, insomma, non c'è questo tema. Loro hanno anche, tra virgolette, in campo proprio energetico, fin dai tempi in cui hanno raggiunto l'autosufficienza, anzi il saldo attivo, non solo l'autosufficienza, ma la capacità di vendere poi energia, un po' perché anche gli accordi che hanno preso con il Venezuela oggi lo rendono un paese dal punto di vista della capacità di esportare ancora più importante di prima, ma ricordiamoci gli anni 2010-2012 in cui la tecnologia del fracking, cioè la capacità di estrarre petrolio dalle rocce oleose, loro avevano grandi giacimenti, su questo hanno mutuato una tecnologia anche particolarmente efficiente, per cui loro hanno un saldo netto importante. Questo li rende meno vulnerabili rispetto sicuramente all'Europa. Però loro, io non so dopo le notizie, eccetera, quello che si sente dire che hanno il prezzo dei carburanti che è alle stelle. Quindi, sì, hanno anche loro un tema perché di questo il tipo. Valore di del gasolio viene fatto, petrolio viene fatto tipo in borsa, no? Sì. Cioè anche lì sul virtuale. Sì, ovviamente non lo fanno loro, ma anche l'OPEC ha una sua, anche tra virgolette, identità politica, e quindi i prezzi anche lì sono come un po' in borsa, cioè sì, la politica utilizzata dal Presidente degli Stati Uniti certe può forme di pressioni vengono esercitate anche, a un certo punto si vedono le dichiarazioni di quel paese che dice aumento la produzione, riduco la produzione. E questo condiziona il valore? Questo condiziona, sì, c'è molta instabilità. Si parla tanto di investire in oro, ma come fare? Mi pare di capire che in giro c'è confusione. Oro sì, oro no? Ma io non lo vedo come un bene rifugio l'oro, è un bene loculo, nel senso che è di scarsissima fungibilità.
L'oro fisico cosa vuol dire? Prendo dei lingotti e me li metto in casa? No, l'oro virtuale vuol dire compro dei certificati rappresentativi che possono essere gli ETF o ETC che io compro in banca e che seguono e riproducono l'andamento della quotazione dell'oro. Questo mi consente di monitorare, beneficiare dell'incremento attraverso un certificato che posso vendere in qualsiasi momento in banca, piuttosto che avere dei lingotti che mi tengo a casa. C'è un tema anche di sicurezza, di custodia, di liquidabilità, è un po' complicato poi andarlo a vendere se ne hai bisogno, tagli a fettine, se ne voglio un pezzo, non dura. No, diciamo che l'oro come i diamanti sono situazioni di un mercato poco sicuro per il risparmiatore, che ha l'illusione del controllo, come il mercato immobiliare. No? Il mercato immobiliare è un mercato che viene scelto anche dai professionisti, quindi non è un mercato, perché ti dà l'illusione del controllo, cioè tu pensi che quello che hai, i tuoi soldi siano là, perché li vedi, hai una proiezione fisica del tuo benessere, del tuo patrimonio. In realtà la cosa sarebbe risolvibile se quell'immobile avesse un display con il suo prezzo aggiornato di giorno in giorno, anche di settimana in settimana, per far perdere agli acquirenti l'illusione del controllo. È vero, il mercato finanziario non ti dà la percezione del controllo, perché tutto quello che accade intorno è destabilizzante. Ti fa sembrare che cammini sulle sabbie mobili, su un tapis roulant, per cui magari queste cose materiali sono più tranquillizzanti. Ma è un'illusione. Non è così. Anche loro è un'illusione, no? No. Tutto quello che esiste ha valore perché c'è qualcun altro disposto a comprarlo da te. È il mercato che genera il valore, il mercato finanziario, qualsiasi tipo di mercato genera il valore. Se non c'è mercato, ce ne siamo accorti per qualche giorno ai tempi del Covid, quando per qualche giorno il mercato non c'era. Lì per qualche giorno, difatti il mercato finanziario è sceso credo il 40% in una settimana. Quindi per qualche giorno abbiamo avuto non c'era ancora le voci sul vaccino, quindi sembrava un problema senza soluzione. In quei 2-3 giorni in cui il problema Covid sembrava non avesse soluzione, quindi che il mercato non ci fosse più, ed è successo qualche giorno dopo Lehman Brothers, quando sembrava che il mercato della finanza fosse finito, come quei tappi, certo, dove togli il tappo e tutto finisce nel tubo di scarico. Quando il mercato in genere ha la percezione che non ha la percezione dell'entità del problema, ecco, l'incertezza genera una voragine che è temporanea e dopo che poi si chiude. Perfetto. Ma in quel momento il mercato ha paura. Allora, grazie Stefano Zara, siamo giunti al termine, veramente, e quindi a questo punto dobbiamo salutarci. Speriamo di poterci rivedere presto, magari con notizie che possono essere... Non sono né buone né cattive. Esatto, con altre notizie, con altre informazioni che comunque sono sempre importanti e utili anche per tutti coloro che, giustamente per voi che ci state seguendo, che ci scrivete, che ci stimolate ad affrontare certe questioni che avete anche scritto durante la trasmissione, vi ringraziamo. Niente, se avete bisogno di Stefano Zara contattatelo direttamente, c'è una mail. Oppure se no chiamate qui in emittente e noi vi mettiamo a contatto. Esatto. Sì. Buon proseguimento, rivedete la puntata su YouTube e sul web. Grazie.